Un'altra strada killer ad Agrigento che ha bisogno di interventi urgentissimi per la salvaguardia della vita umana è la trafficata via Piersanti Mattarella nei pressi di Contrada Calcarelle, zona nevralgica per i tantissimi istituti scolastici, compreso il polo universitario di Agrigento. La carreggiata è stretta e priva di segnaletica stradale. L'asfalto è colmo di insidie e quando piove vi è tanta paura tra gli automobilisti in transito. Per i motociclisti poi è un incubo. Qui nel marzo del 2008, anche per le precarie condizioni della strada, ha perso la vita la giovanissima Bruna Bennardo che in sella al suo motorino si è scontrata con una vettura proveniente dalla corsia opposta. La carreggiata a doppio senso di marcia è pericolosissima per la presenza di una voragine ricoperta di terriccio per i lavori in corso lungo la condotta idrica. Il marciapiede è totalmente invaso dalle sterpaglie e da rifiuti di ogni genere, tra bottiglie di vetro, bicchieri di plastica, lattine e tovaglioli. Camminarci sopra è praticamente impossibile. L'erbaccia poi ha invaso la strada, ostruendo la visibilità alle vetture ed ancora vi sono decine e decine di buchi che rappresentano un pericolo costante. Vi mostriamo un'immagine eloquente: la macchina che per scansare l'avvallamento invade la corsia opposta. Gli incidenti in via Piersanti Mattarella sono all'ordine del giorno. Nell'ora di punta tra le 13 e le 14, qui in questo tratto di strada si scatena l'inferno con i vari autobus di linea pieni di studenti in marcia verso i paesi del centro città che faticano a scansare le buche e rischiano di sbattere contro le altre auto e di investire i passanti. Su verso Contrada Calcarelle la situazione è peggiorata con il passare del tempo. La strada è ai limiti della praticabilità e percorribilità sia a piedi ma anche con le auto e le moto. L'asfalto ha bisogno di essere rifatto di sana pianta per prevenire gli incidenti stradali.